pochi giorni dall'anniversario della tempesta Vaia, apprensione in Veneto per la voce di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Zaia, vedremo, ma se così fosse, pronti a farci sentire. No ai personalismi, sì al massimo coinvolgimento del territorio. Il presidente del CONI Malagò oggi a Treviso ha parlato delle Olimpiadi 2026 e degli impegni imminenti per la macchina organizzativa. Spesa sociosanitaria truffa da 10 milioni di euro ai danni di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e altre 4 regioni, tra i 9 arrestati dalla Guardia di Finanza anche un trevigiano. Proseguono le indagini per omicidio dopo la morte del 62enne Renato Fava, esumato ieri a Vittorio. Gli accertamenti ora si concentrano sulle frequentazioni dell'uomo. Si è spento all'età di 100 anni Giovanni Goppion, fondatore della storica torrefazione di Preganziol, il cordoglio del mondo delle imprese e della politica. A Gorgo al Monticano un gruppetto di bambini ha picchiato un 13enne con la catena della bicicletta. Sul caso indagano carabinieri e servizi sociali del comune. Tornelli a scuola al Pio X di Treviso, entrate e uscite di alunni ed insegnanti saranno così monitorati 24 ore su 24. Per gli studenti c'è il rischio di code. Ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. A pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia c'è apprensione in Veneto per la voce circolata nelle ultime ore di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati al Veneto per la ricostruzione. Fake news o timori reali, fatto sta che in Veneto, a pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia, cresce la preoccupazione che nella manovra di bilancio venga tagliato il miliardo di euro destinato ai territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre dell'anno scorso. Staremo a vedere, noi abbiamo un impegno da parte del governo Conte 1, a meno che Conte non smentisca Conte, il Conte 1 di una miliardata di euro. Abbiamo già investito 377 milioni al 30 settembre di quest'anno, li abbiamo già spesi tutti, 1746 cantieri in tutto il Veneto, sono sotto gli occhi di tutti. Se vogliono dire ai veneti che non danno più soldi ne prendiamo atto, ma noi poi sappiamo come rispondere. E se le immagini simbolo del disastro sono i milioni di alberi schiantati sulle montagne, anche la pianura ha subito a fine ottobre 2018 danni ingenti, danni che avrebbero potuto essere ancora più gravi, soprattutto lungo l'asta del Piave, quando il 30 ottobre al passaggio della Grande Piena si temette che gli argini potessero cedere. Il Piave ci preoccupa perché la piena storica è stata nel 66. È un Piave che insomma quando si fa sentire bene. Ricordiamo nel 2019, proprio durante il periodo di Vaia, dal 29 ottobre al 5 novembre ha avuto una piena storica più importante del 66, ma fortunatamente le opere che abbiamo fatto, i modelli di previsione e di gestione delle dighe ci ha permesso di affrontare, diciamo, con più sicurezza quello che nel 66 ha fatto una strage. No ai personalismi, sì al massimo coinvolgimento del territorio. Oggi a Treviso il presidente del CONI Malagò ha parlato delle Olimpiadi invernali del 2026. Le comunità locali, proprio in virtù di questa assoluta novità, peculiarità del bid, del dossier di Milano Cortina, sono gli assoluti protagonisti. Possiamo dire che saranno le Olimpiadi del territorio e dei territori? Assolutamente sì, è proprio la cosa più vera in assoluta. A Treviso Giovanni Malagò lo ha ribadito con forza: comuni, province e regioni avranno un ruolo fondamentale nel disegnare le Olimpiadi del 2026, ma il confronto con il territorio non ammette individualismi ed esige un cronoprogramma serio. Non si devono fare personalismi, si devono evitare appunto forme di protagonismo, ognuno c'è la sua parte, e poi per quanto sia è vero che la candidatura è l'83% di opere realizzate, però c'è comunque un cronoprogramma e quindi insomma c'è tempo, ma non è che c'è proprio in assoluto così tanto tempo da permetterci di perderlo. E da Treviso Malagò ha confermato che tra il 5 e il 6 novembre verrà anche scelto il super manager chiamato a gestire i giochi. Inevitabile poi un cenno alla questione del velodromo di Pessina, opera da 30 milioni di euro. Lo stop ai lavori dopo che la ditta incaricata ha portato i libri in tribunale incupisce lo stesso Malagò. E dobbiamo aspettare la pronuncia del tribunale, mi sembra evidente. Maxi truffa in ambito sociosanitario sulla quale indaga la Guardia di Finanza di Udine, tra le 9 persone arrestate anche un trevigiano. Intanto la Regione del Veneto ha dato incarico all'Avvocatura regionale per verificare se tra le 6 strutture localizzate in Veneto ve ne siano interessate all'indagine.
C'è anche Massimo Blasoni, imprenditore ed ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia con Forza Italia, tra le 9 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Udine, con perquisizioni e sequestri nell'ambito di un procedimento in materia di spesa sociosanitaria ai danni del bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. L'imprenditore 53enne è il fondatore di Sereni Orizzonti, società attiva nel settore dell'assistenza per anziani e nella gestione di comunità terapeutiche e riabilitative per minori. La società è presente su tutto il territorio nazionale. L'operazione della Guardia di Finanza, scattata nelle prime ore della mattinata, ha portato al sequestro di beni per 10 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono anche l'udinese Marco Baldassi, consigliere del Consiglio di amministrazione, Yudmila Iani, nata in Albania, residente a Udine, direttrice dell'Area 1, e Federico Carlassara, di Motta di Livenza, Treviso, ma residente a Udine e responsabile dell'ufficio personale. Secondo gli investigatori risulterebbe che la società abbia percepito quel denaro fornendo alle aziende sanitarie operanti sul territorio rendiconti non veri riguardo ai servizi assicurati. Le strutture facenti capo alla società avrebbero ridotto al massimo il costo del personale ed erogato prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard previsti, determinando di conseguenza minore assistenza a chi usufruisce del servizio. Secondo gli investigatori venivano registrate più ore di assistenza sociosanitaria, facendo rientrare anche le prestazioni di altri lavoratori che svolgevano tutt'altre mansioni, come quelle di pulizia e di cucina. Mentre la documentazione che attestava le ore calcolate veniva poi distrutta o nascosta. In altri casi, invece, prestazioni mai fornite venivano registrate sulla base di fatture false emesse da professionisti compiacenti. A Vittorio Veneto, ora dove proseguono le indagini dopo la morte del 62enne Renato Fava. I carabinieri di Vittorio Veneto indagano sulle frequentazioni di Renato Fava, il 62enne morto lo scorso 23 settembre per un'emorragia cerebrale causata da un violento colpo alla nuca. Presentava anche delle profonde ferite alla fronte e alla tempia, difficilmente compatibili, secondo i medici, con una semplice caduta. L'ipotesi dei carabinieri è che l'ex artigiano, la cui salma è stata riesumata al cimitero di Ceneda, sia stato aggredito all'esterno del bar Porta Fortuna di via Carso a Sant'Andrea, come proverebbero il borsello e alcuni fazzoletti sporchi di sangue rinvenuti lungo la pista ciclabile davanti al liceo scientifico Flaminio. All'esterno del bar non c'è un impianto di videosorveglianza che possa aver ripreso i movimenti di Fava o di individui che possano averlo avvicinato, e chi lo conosceva ripete che non era un attaccabrighe. Una persona molto tranquilla, stava sempre per i fatti suoi, stava qui tanto tempo, ma principalmente da solo, si leggeva il giornale, si leggeva un libro, non piantava grane, diciamo, con nessuno, qualche discussione, ma in genere solo con chi conosceva, quindi solo con amici o comunque conoscenti, non l'ho mai visto discutere con estranei. Lui stesso quella sera aveva minimizzato, affermando che malgrado le ferite era tutto a posto, ma la situazione era degenerata durante la notte trascorsa in casa di un amico, dal momento che lui dormiva in rifugi di fortuna, come i garage dell'ex supermercato di via Carducci, proprio accanto paradossalmente agli uffici dei servizi sociali del comune. Solo dopo il funerale le tre sorelle, Mariella, Giovanna e Anna Maria, avevano intercettato le voci che circolavano su una possibile aggressione e il 4 ottobre avevano sporto denuncia. La procura procede per omicidio a carico di ignoti, si attendono risposte dall'autopsia. Fondamentale capire quando si sia procurato quei traumi, in particolare al naso e alla fronte, per stabilire se siano anch'essi risalenti alla sera del 19 settembre, come il colpo alla nuca, compatibile, quello sì, con una caduta che ha causato l'emorragia fatale. È scomparso all'età di 100 anni Giovanni Goppion, l'ultimo dei fondatori di Goppion Caffè, uno dei marchi della torrefazione trevigiana, azienda fondata nel 1948 assieme ai fratelli Angelo, Giuseppe, Luigi Olivo Torino. Giovanni, nato a Casale nel 19, aveva varcato la soglia del secolo di vita lo scorso giugno. Tra le tante manifestazioni di cordoglio alla famiglia, quella del presidente del Veneto Zaia, con Giovanni Goppion scompare non solo un industriale di valore, ma anche un vero campione di un'epoca imprenditoriale che dal dopoguerra a oggi ha imposto il nome della nostra regione sui mercati mondiali. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Gorgo al Monticano, dove un gruppetto di ragazzini ha picchiato un 13enne con la catena della bicicletta.
L'hanno preso da dietro, poi ne sono arrivati altri da davanti e hanno iniziato a tirare calci, sputi e poi con una catena della bicicletta a picchiarlo sulle gambe. La madre del 13enne che ha subito un'aggressione da parte di un gruppo di bambini è ancora incredula e turbata. Erano da poco passate le 5 del pomeriggio quando a Gorgo al Monticano un gruppetto di minorenni che frequentano ancora le scuole elementari hanno bloccato suo figlio mentre attraversava un sottopasso in sella alla sua bicicletta. Le offese fra loro erano volate già da alcuni giorni, ma si erano sempre evitati degli scontri fino a martedì scorso, quando il gruppetto ha deciso di prendere di mira nuovamente il ragazzino e vedendolo arrivare ha iniziato prima a insultarlo e poi ad aggredirlo con sputi e spinte. La situazione è presto degenerata quando uno dei bambini ha addirittura utilizzato la catena della sua bicicletta per colpire il 13enne alle gambe. I genitori non hanno voluto sporgere denuncia per non procurare ulteriori problemi alle famiglie. La mamma ha però sfogato la sua indignazione su Facebook, pubblicando un post in cui ha raccontato l'accaduto con un preciso intento. Io ho voluto scriverlo per renderlo pubblico perché queste cose si devono sapere. Vanno aiutati questi ragazzini perché si può ancora fare qualcosa e vanno recuperati attraverso delle istituzioni competenti che ci sono. Queste cose non devono accadere. L'accaduto è grave e presto dovranno essere presi provvedimenti per una soluzione del problema anche per il sindaco di Gorgo al Monticano. Adesso abbiamo attivato servizi sociali e tutte le associazioni del caso e vediamo di arrivare a una conclusione del perché sia successo questo e cercheremo in qualche modo di arginare la situazione e di risolverla. Il caso del 14enne di origini indiane morto lunedì mattina durante l'ora di educazione fisica all'ITIS Barsanti di Castelfranco saranno i medici della clinica universitaria di Padova a eseguire sul cuore del ragazzo un esame autoptico per stabilire cosa lo abbia stroncato in pochi istanti. I risultati dovrebbero essere poi resi noti entro 2 settimane. Il 14enne aveva sostenuto da pochi giorni le visite per tornare a giocare a calcio a livello agonistico e gli era stato dato il via libera. La procura, che sul caso ha aperto un fascicolo, attende gli esiti degli accertamenti sanitari per ipotizzare eventuali responsabilità legate alla morte dello studente. Momenti drammatici ieri sera a Treviso, in via Cisole, nel parcheggio dell'Osteria Perbacco, dove un giovane camionista ha tentato di uccidersi dandosi fuoco. Ho visto sto ragazzo che era casciato a terra e che aveva ancora delle fiamme sulla parte bassa delle gambe ancora accese. L'ho spento con l'estintore subito, si sono spente subito. Tarda sera all'esterno dell'Osteria Perbacco di via Cisole, a pochi passi dallo stadio del rugby di Monigo, avvolto dalle fiamme un camionista di 38 anni trevigiano che pochi istanti prima si era cosparso di benzina dandosi fuoco. Ha corso verso il locale. Subito alcuni clienti hanno avvisato uno dei titolari, mentre dall'osteria allertavano il SUEM 118 e la polizia. Era comunque cosciente e dopo non si lamentava, cioè non è che gridasse che aveva dolori, parlava solo con il nostro cliente che lo confortava affinché appunto lo rassicurava che arrivassero i soccorsi e diceva di sua figlia, che voleva bene a sua figlia, dispiace per sua figlia e quindi era un po'. Si notava che era una situazione disagiata. L'uomo con ustioni sul 90% del corpo è stato trasportato nel reparto Grandi Ustionati di Padova, dove versa in condizioni gravissime. Un tentativo di togliersi la vita legato a uno stato depressivo. Lo si vedeva in zona da qualche giorno, riferiscono i testimoni. Al titolare del Perbacco aveva raccontato di aver avuto un infarto, di dover rifare la patente, di non potere per questo motivo lavorare, ma nessuno si aspettava un gesto simile. Aveva questo problema della patente, però sto rifacendo la patente, quindi magari era fiducioso di riprendere il lavoro, però probabilmente nascondeva qualcos'altro che ben non si sapeva, insomma. Mi dispiace per lui perché sì, alla fine per quello che potevo, per quello che lo conoscevo era comunque un bravo ragazzo.
Per la prevenzione e il contrasto ai crimini informatici si è realizzato un accordo tra Polizia di Stato e Diadora. Il protocollo, siglato questa mattina alla presenza del questore di Treviso, dal dirigente del Compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto e dal presidente di Diadora, ha lo scopo di sviluppare collaborazioni, condividere procedure e informazioni utili così da poter aumentare la capacità di prevenzione e contrasto dei reati e dei crimini informatici. Aveva perso il lavoro da pochi mesi e così per riuscire ad arrivare a fine mese aveva deciso di passare ad un'altra attività più redditizia ma illegale, lo spaccio di hashish. Gli investigatori del commissariato di Conegliano hanno arrestato un coneglianese di 38 anni con piccoli precedenti per droga e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti delle volanti lo avevano fermato alla guida della sua auto. Sotto il sedile sono stati trovati 10 panetti di hashish per un totale di 1 chilo di droga. E torniamo ora ad occuparci della nuova legge di riforma delle ATER. L'assessore Manuela Lanzarin detta tempi stretti per le modifiche al testo e intanto rassicura sulla questione più calda, quella degli sfratti. Non abbiamo mai cacciato nessuno e non abbiamo mai parlato di sfratti perché nessuno è stato sfrattato. Nessuno sfratto, l'assessore al sociale della Regione del Veneto Manuela Lanzarin lo scandisce a chiare lettere, rispondendo così alle critiche piovute addosso a Palazzo Balbi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma delle ATER, che ha introdotto contratti a termine e nuovi canoni parametrati al reddito e alla situazione patrimoniale degli inquilini. L'impianto complessivo della legge resta saldo, ma presto saranno presentate quelle modifiche richieste da più parti. Io credo che nell'arco di una decina di giorni arriveranno i primi provvedimenti di giunta, che saranno provvedimenti che vanno a modificare il regolamento e quindi che poi saranno al vaglio della seconda commissione consiliare. Modifiche che terranno in considerazione le fasce più deboli, soprattutto anziani e disabili. Ci sarà una personalizzazione, ci saranno anche dei criteri per permettere che chi ha messo via un po' di soldi, qualche soldo, non parliamo di grandi somme perché quelle secondo noi insomma hanno un altro impatto, che hanno messo via qualche soldo anche per la vecchiaia, in previsione della vecchiaia, insomma saranno salvaguardate e non c'era nessuna paura appunto di essere, come qualcuno ha detto, cacciati. E sugli inquilini più fragili aveva chiesto delle modifiche lo stesso comune di Treviso. Ci sono delle criticità che sono emerse ad esempio sull'utenza anziana che occupa immobili con grandi metrature e quindi in quei casi là bisogna intervenire necessariamente a nostro avviso. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. TG Treviso, rieccoci in diretta. Tornelli e badge al Pio X, entrate e uscite di alunni ed insegnanti saranno così monitorati 24 ore su 24. Vediamo. Non più soltanto il normale servizio di portineria, al Pio X entrate e uscite saranno controllate elettronicamente da dei tornelli, misura che già vale per i docenti e che nei prossimi giorni sarà allargata a tutti gli alunni di elementari, medie e licei. Entreranno poi a pieno regime in funzione dalla settimana prossima, a partire dalla settimana prossima, quando saranno consegnati anche i badge ai ragazzi. Ognuno quindi avrà il suo badge personale, i dati saranno utilizzati accanto a quelli del registro elettronico. Per il preside si tratta di una misura a tutela della sicurezza dei ragazzi e del collegio in generale. Il fattore scatenante qualche tempo fa. C'è stato un furto l'anno scorso? Sì, c'è stato un furto dovuto al fatto che insomma, si è introdotto nella scuola una persona a noi non conosciuta e non autorizzata che in quel momento ha approfittato di una situazione di distrazione per poi raggiungere delle aule e sottrarre anche dei computer. Tra i ragazzi la preoccupazione maggiore riguarda il rischio di code, soprattutto al mattino quando già si è di fretta. Spero che non ci sia coda per entrare, per uscire da scuola. Il tornello mi sembra quasi una costrizione, non la trovo una cosa giusta e soprattutto non ha senso perché bisogna comunque timbrare la colonnina del badge apposta e non sul tornello, quindi devi timbrare 2 volte la stessa tessera e si creano code, ritardi e non la trovo una cosa giusta. E intanto i genitori approvano. Così c'è un controllo per verificare se insomma i ragazzi sono a scuola.
Domani sera nuova puntata di 40, il programma dedicato ai 40 anni di Antenna 3, cambiamenti climatici, sicurezza ma anche lotta ai tumori, i temi che verranno trattati. Vediamo un'anticipazione. Dai, quanto fonda sera? Immagini dell'alluvione a Careinati di San Zenone il 4 aprile del 1988. E ancora la tromba d'aria di Resana dell'83 o l'incrocio di strada ovest verso il Galletto con la strada diventata un lago. Disastri di ieri per parlare del cambiamento climatico di oggi. Questo è uno degli argomenti della puntata di domani, di 40, dove parleremo anche di carcere ed ergastolo ostativo, con le immagini di una casa circondariale senza le inferriate. Oh, brigadier! Ah, brigadier! Guarda che ci arrivo pure là! La tentata evasione di Roberto Succo, sicuramente il momento peggiore per l'intera struttura carceraria, che commenteremo con l'attuale sindaco di Cimadolmo e che ci racconterà anche la sua esperienza di comandante degli agenti di custodia di Santabona. La lotta alle sigarette insomma in piena evoluzione e già qualche successo è stato registrato. E sarà la battaglia contro il tumore, il terzo argomento che affronteremo con il professor Alessandro Gava, presidente della LILD, ripercorrendo le tante iniziative del suo predecessore Pietro Pattarese. Ma l'immagine che sicuramente rimarrà dell'intera puntata sono quelle del cane di Careinati, salvato dall'annegamento grazie al ferretto di Antenna 3, che quella notte di 31 anni fa, oltre che informare, con quella luce divenne strumento di protezione civile. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Un sacerdote di 76 anni è al centro di un'indagine preliminare della magistratura bellunese avviata in seguito alla denuncia presentata da operatori sanitari di una struttura dove è in cura un 35enne affetto da deficit dello sviluppo psicofisico. Al prete sarebbe addebitato un comportamento persecutorio nei confronti del giovane, per questo motivo già raggiunto da ordinanza del giudice tutelare di divieto di avvicinamento al 35enne alla struttura in cui è ospitato. Il prete avrebbe istigato la madre del 35enne a rilevare l'inadeguatezza, a suo dire, di abitudini, relazioni e perfino dei pasti somministrati all'uomo. Il sacerdote, secondo gli esposti presentati, si sarebbe reso responsabile di continui atti di disturbo, telefonando alla struttura giorno e notte, chiedendo di parlare con il 35enne, ritenendo per lui utile la pratica dell'esorcismo per liberarlo dal male, minacciando gli operatori e compiendo incursioni continue in stato di agitazione allo scopo di celebrare la messa. Nel procedimento giudiziario attualmente sarebbero 2 le parti offese. E torniamo ora a parlare della vicenda della ACC Wambao di Mel. Si è concluso meno di un'ora fa il tavolo sulla crisi dell'azienda. La proprietà cinese ha dichiarato conclusa definitivamente l'esperienza, pesantissimi i risvolti. Ci aggiorna al telefono in diretta da Belluno Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Sì, buonasera a voi. Come avete detto, si è concluso da meno di un'ora al Mise il tavolo decisivo sulla crisi ACC Wambao, una doccia gelata. La proprietà cinese ha dichiarato conclusa l'esperienza nata 5 anni fa per i motivi del debito che si è accumulato negli anni, divenuto insostenibile. Wambao ha riferito che in cassa ci sarebbero solo 5 milioni di euro insufficienti per andare avanti e un tempo limitato per trovare un nuovo investitore, per la cui ricerca scende in campo uno studio di consulenza di rilievo internazionale scelto dalla stessa azienda. Sconcerto al tavolo, durissima la presa di posizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Inca, presente assieme all'assessore veneto Elena Donazzan e al sottosegretario Almise. Ci si aspettava un impegno chiaro, un percorso condiviso per un periodo di 18 mesi, hanno detto le parti sociali, i rappresentanti sindacali, istituzioni e parti sociali hanno contrapposto la creazione di 2 commissioni, una interna per il monitoraggio dell'attività dell'azienda e una esterna con i componenti del Ministero e con il commissario straordinario Maurizio Castro per la ricerca di nuovi investitori. A metà dicembre nuova verifica al Mise. È tutto, a voi. Nel prossimo servizio torniamo a parlare del futuro del Nevegal.
La futura Nevegale SpA si affida allo Zio Sam con la tuba fasciata dal tricolore, la sua celeberrima esortazione I want you per il reclutamento di nuovi investitori interessati a fare parte della squadra che si propone ambiziosamente ad essere la porta per lo sviluppo futuro del Colle Bellunese. Il messaggio è chiaro, i soldati invitati ad arruolarsi, cui si rivolge Zio Sam per il Nevegal, sono aziende, attività, negozi chiamati ad aderire all'azionariato attraverso quote di partecipazione diversificate, Silver e Gold, per il raggiungimento di una somma totale di almeno 300.000 euro. La strategia, come nel gioco del risico, è quella di riuscire a mettere insieme un'armata verde, perché l'obiettivo finale è quello di tenere in piedi il Nevegal. È tempo di smussare i toni, abbiamo una visione sociale del Nevegal e pensiamo pure a uno ski pass economico per agevolare la fruizione delle piste, dice la D di Unifarco Massimo Slaviero, che con il presidente della società Ernesto Riva si stanno impegnando anima e corpo nell'impresa. La prima telefonata informale per manifestare il nostro interesse al sindaco Massaro a metà settembre, svela Slaviero, e il 1° ottobre ci siamo dichiarati pronti a costituire la NewCo, che sarà operativa la prossima primavera. Intermediario dell'operazione mista pubblico-privato è Roberto Pierobon, già presidente del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto. L'attuale Alpe del Nevegal conferirà a Nevegale SpA no profit gli impianti di sua proprietà e con essi le perdite accumulate fin qui verso i soci, stimate in poco meno di 200.000 euro. Il comune entrerà nel capitale sociale con una quota pari al 49%, con i famosi 500.000 euro che ancora non risultano a bilancio, e con una quota pressoché identica pari al ricavato della vendita del legname e degli alberi schiantati da Vaia un anno fa. La NewCo garantisce investimenti per opere di ammodernamento degli impianti e per il sistema di innevamento, e per il futuro si apre a raccogliere le idee di tutti, anche quelle delle scuole che saranno chiamate a partecipare a un concorso. Il Nevegal che vorrei da oggi c'è, il claim dell'operazione, l'auspicio è che lo slogan si traduca in fatti, perché di questi il Colle ha bisogno. Tra pochissimo torna 20:10 in studio questa sera Maria Luisa Ferramosca, medico coordinatore del SUAM 118 di Treviso, e Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport dell'ULS 2 della Marca. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Torna ad essere buono il tempo sul nostro territorio, solo con qualche annuvolamento isolato. Vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto dappertutto, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali foschie mattutine sulle pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.